Ci aspettiamo i disagi, come al solito, perché ormai mi sembra sia la 21ª manifestazione e cercare di, come al solito, di contemperare gli interessi dei manifestanti con disagi che evidentemente si creano alla città e che hanno portato un po' di stanchezza, su questo non c'è ombra di dubbio. Quello di stasera sarà verosimilmente l'ultimo corteo in centro storico. Domani si riunisce il Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza, convocato in prefettura proprio per delineare i confini della stretta annunciata ai cortei, che ormai da mesi il sabato pomeriggio paralizzano il centro cittadino. In arrivo anche un'ordinanza del sindaco Sergio Giordani, che mette avanti a tutto la tutela della salute dei cittadini, pur garantendo il diritto a manifestare. A fronte delle persone positive al Covid, aumentate nelle ultime 3 settimane del 60% in provincia e quelle ricoverate cresciute del 66%. Diritto a manifestare sì, ma a determinate condizioni. Una stretta di sicuro, delle indicazioni, delle prescrizioni che verranno sicuramente date, dopodiché abbiamo la fortuna a Padova di avere un tavolo che lavora in maniera coordinata e quindi il prefetto ascolterà le indicazioni di tutti e verranno tratte delle decisioni con una base di partenza che è venuta la settimana scorsa, quando il dottor Fortuna è venuto al COSP e ci ha detto che la situazione sta peggiorando, e quindi di fronte a queste frasi è logico che qualcosa deve essere fatto. Stretta che non può essere delegata ai sindaci, commenta Bonavina, visto che non si tratta di un fenomeno solo padovano.